Vesalio, Monreale Barracca Manna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocar. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dallo stadio Maria Pia di Alghero, 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby, quest'oggi Amatori Alghero contro CUS Torino, la capolista, dunque protagonista questo pomeriggio in terra catalana, una partita questa che vado a presentare in compagnia di Marco Perrone, dirigente del CUS Torino. Dicevamo Torino che arriva qui con il primato, però su questo campo è davvero difficile far punti. Ma sì, sicuramente se ci illudiamo di venire qua a fare i primi della classe in un campo duro e difficile come questo, rischiamo di fare una brutta figura. Sappiamo che sarà una partita difficile, che dobbiamo vincere giocando come abbiamo fatto fino ad ora, quindi in maniera bella, ordinata e dura fino alla fine. CUS Torino reduce dalla retrocessione dalla Serie A, quest'anno subito primo posto in Serie B, ripartendo dai giovani, è un po' questa la vostra missione? Ma sì, onestamente l'unico percorso possibile per delle realtà come la nostra è quella di lavorare con costanza nel settore giovanile, crescere dei ragazzi che poi possano passare senza un grosso salto nella squadra seniores e magari produrne qualcuno, come è successo in questi anni, che può fare anche un salto ulteriore di categoria e magari andare a giocare ad un livello più alto. Abbiamo notato in settimana, curiosando anche tra le news del sito aggiornatissimo del CUS Torino, tanti giovani anche convocati in nazionale, dunque le soddisfazioni stanno arrivando, e come? Ma sì, se hai la fortuna di poter dare continuità al lavoro, in tutti i territori in Italia ci sono dei ragazzi che possono arrivare a giocare a un certo livello. Noi ormai sono una decina d'anni che penso che stiamo lavorando con costanza, quindi è bello sia per noi che per i ragazzi che riescono a vedere che ci sono queste possibilità, che le cose vadano in questo modo, insomma. Quest'oggi la gioventù di Torino contro l'esperienza di Alghero, può essere questo il tema della partita? Ma sì, comunque loro hanno una squadra che ha diversi giocatori di esperienza che hanno giocato anche a livelli superiori. Noi abbiamo una squadra più giovane che fa un po' del lavoro e dell'organizzazione il suo punto di forza, quindi dovremo cercare di imporre questo nostro lato. Scendendo un po' più sul dettaglio tecnico, magari guardando anche alla partita di andata, cosa potrebbe essere decisivo? Ma decisiva è la nostra capacità di imporre il gioco, di giocare fluidi, dare varietà al nostro gioco, che è un po' quello che è il nostro lato forte. Se andiamo a fare una partita molto chiusa, lenta, con poco ritmo, sicuramente andremo in difficoltà. State mantenendo la vetta ormai da un po'. C'è anche un occhio di riguardo, immagino, all'aspetto mentale di questo campionato. Un gruppo di giovani può magari pagare dazio con l'andare avanti della stagione, oppure sono già ragazzi maturi questi? Ma sicuramente la costanza non è l'elemento che contraddistingue i ragazzi giovani, però abbiamo anche un po' scaricato mentalmente in queste ultime pause del Sei Nazioni, perché comunque non è tanto un problema fisico, ma quanto proprio di fare solo rugby. I ragazzi a un certo punto incominciano ad andare un po' di segni di stanchezza mentale. Quindi... Perché lo ricordiamo, sono tutti ragazzi che studiano. Sì, in tutta la rosa il 98% sono ragazzi che studiano, tra l'altro arrivano da una sessione di esami importante, molti di questi ragazzi lo studiano al Politecnico, quindi non è che la cosa sia più che semplice, far convivere il tutto, insomma, non è semplice. Insomma, rugby e non solo per i ragazzi del CUS Torino. Grazie mille a Marco Perrone, dirigente del CUS Torino, che ha curato assieme a me questa copertina di presentazione della partita. Ora noi ci prendiamo una piccola pausa, ma poi torniamo ancora in diretta dallo stadio Maria Pia di Alghero, pronti a raccontarvi la sfida tra Amatori Alghero e CUS Torino, 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby. Ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini, è tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno,
Vedremo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata. Non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con lo stadio Maria Pia di Alghero. Questo il bilancio, la formazione piemontese arriva dal successo dello scorso 5 marzo contro il CUS Milano con il punteggio di 15-11. Alghero invece vittorioso per 33-23 nell'ultimo turno sul campo del Sondrio, quinto in classifica con 45 punti. Andiamo a dare lettura anche dei 15 scelti dai rispettivi allenatori: Lucas Rodolfo D'Angelo per il CUS Torino e Marco Anversa invece per l'Amatori Alghero. Scendono in campo per il CUS Torino con il numero 1 Lorenzo Novello, pilone destro, con il numero 2 Nevio Racca, tallonatore, con il numero 3 Roberto Modonutto, pilone sinistro, con il numero 4 Stefano Fatica, seconda linea destra, con il numero 5 Gianmarco Perrone, seconda linea sinistra, con il numero 6 Mattiot Giorgio Polla con il ruolo di terza linea destra, con il numero 7 Pier Gaspare Spinelli con il ruolo di terza linea centro, con il numero 8 Sergio Florentin Ursache con il ruolo di terza linea sinistra, e anche il capitano della formazione piemontese Ursache, stante l'assenza del capitano Andrea Merlino ormai fermo da parecchio tempo. Completano poi formazione iniziale del CUS Torino con il numero 9 Andrea Vincenzo Campagna, mediano di mischia, con il numero 10 Luca Bombonati, ala destra, con il numero 11 Alessio Lozzi, mediano di apertura, con il numero 12 George Reeves, con il numero 13 Gregory Sacco, sono i due tre quarti, con il numero 14 Alberto Dezzani con il ruolo di ala sinistra, e con il numero 15 Nicolas Amadasi che è l'estremo. Tanto ora un po' di difficoltà per la formazione di casa, che prova a uscire fuori dalla linea, la propria linea dei 22 metri. Ci manca da elencare proprio la formazione di casa dell'Amatori Alghero, mentre viene concesso un calcio di punizione. Siamo nel corso del primo minuto di gioco qui allo stadio Maria Pia. Subito un calcio a ridosso praticamente della linea dei 22 metri per il CUS Torino. Potrà andare dunque subito per i pali. Calcio di punizione concesso dal signor Manuel Bottino della sezione di Roma, che arbitra questo incontro. Dicevamo del 15 schierato dall'Amatori Alghero. A questo punto ve ne daremo conto subito dopo l'esecuzione. Questo calcio di punizione che potrebbe subito sbloccare le sorti dell'incontro. Lo ripetiamo, dopo appena un minuto di gioco in questa 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby. La capolista di scena in terra catalana quest'oggi per continuare la propria corsa in vetta alla classifica. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione con George Reeves, il tre quarti del CUS Torino, che andrà per i pali. E c'è il calcio di punizione. Allora, primi 2 punti di questa partita per il CUS Torino. Dicevamo in precedenza dei 15 schierati invece dalla formazione di casa, con il numero 2 Marco Spirito, pilone destro, con il numero 131 Daniele Greco, pilone sinistro, con il numero 22 Tony Daga, tallonatore, con il numero 4 Ogert Paco, seconda linea destra, con il numero 5 Michele Lupi, seconda linea sinistra, con il numero 6 Antonio Ceglia, terza linea destra, con il numero 7 Marco Giacci, terza linea centro, con il numero 8 Rodrigo Ruiz, terza linea sinistra, con il numero 9 Marco Aversa, mediano di mischia, oltre che allenatore ovviamente della squadra, con il numero 10 Gonzalo Samuele, mediano di apertura, con il numero 11 Fabio Peana alla destra. I due tre quarti sono con il 12 Guglielmo Del Rio e con il 13 Mario Serra, con il numero 14 alla sinistra Raffaele Madedu, con il numero 15 l'estremo Roberto Bombagi. Gioco che prosegue, intanto il punteggio si è sbloccato, ovviamente i primi 3 punti dell'incontro che sono arrivati in favore del CUS Torino, con il calcio di punizione realizzato a ridosso della linea dei 22 metri da parte del tre quarti George Reeves. Ora la mischia ordinata
con introduzione per la formazione di casa. Siamo appena oltre la linea dei 10 metri. Da ripetere questa mischia ordinata con l'arbitro che va a parlare con i giocatori delle due formazioni. Introduzione, contrariamente a quanto detto in precedenza, è per il CUS Torino. Tanto ovviamente mi scuso con i telespettatori per il tono di voce non particolarmente brillante, il clima un po' pazzo in Sardegna in questi giorni ha mietuto delle vittime, tra cui il sottoscritto, mentre seguiamo questo attacco da parte dell'Amatori Alghero, ridosso della linea dei 22 metri. Ora il pallone per Del Rio, a largo, trascinato oltre la linea laterale il giocatore in maglia numero 12, si trattava di Raffaele Madeddu, e allora la rimessa ora per il CUS Torino con il numero 2 Nevio Racca, portato giù il pallone. Ora Torino presumibilmente andrà per il calcio per cercare di liberare quella zona del campo. Possesso e ancora, come vedete, per la formazione torinese, che cerca ora di andare per la touche. Il pallone però non esce dal campo e allora riparte l'Amatori Alghero. Quindi va a perdere il pallone. Quinto minuto di gioco, 3-0 il punteggio in favore del CUS Torino. Ora la mischia a ridosso della zona centrale del campo, ancora con introduzione per la compagine piemontese. Ancora mischia ordinata con introduzione per la formazione del CUS Torino. E ancora un calcio di punizione comandato per la formazione ospite. Questa è la decisione del signor Manuel Bottino di Roma. Va subito per la touche il giocatore in maglia numero 12, sempre George Reeves, autore dei primi 3 punti del CUS Torino. Portata giù la sfera ora. Il CUS che cerca di avvicinarsi a ridosso della linea dei 22 metri.
Ora il numero 8, si tratta di Ursache, capitano del Custorino, cerca di guadagnare spazio, ora ci prova Spinelli, il pallone ora per Sacco e poi per il giocatore numero 14, si trattava di Alberto Tezzani. C'è stato l'intervento arbitrale a comandare, se non abbiamo visto male, una mischia ordinata in favore dell'Amatori Alghero. E così dunque confermata la prima impressione, già pronto Marco Aversa, mediano di mischia, oltre che allenatore dell'Amatori Alghero. Abbiamo detto Alghero quinto posto in classifica con un bottino di 45 punti, 9 vittorie e 6 sconfitte. Ricordiamo anche quello che fu il risultato della partita di andata con la vittoria per 42-14 del Custorino, era lo scorso 30 ottobre. In quella occasione la formazione del Custorino riuscì subito a incanalare la gara sui binari a lei più congeniali, a condurre in porto il risultato con grande facilità. Quest'oggi i temi della partita sono piuttosto diversi, li abbiamo analizzati in sede di presentazione con Marco Perrone, dirigente del Custorino. Su questo campo non è semplice far punti, ma il Cus è iniziato molto bene. Ora si alza la linea di Alghero. C'è il raggruppamento del giocatore in maglia numero 7, Spinelli. Prova a guadagnare campo. C'è il recupero di palla da parte dell'Amatori Alghero, che ha provato con il calcetto a guadagnare spazio. Torna in possesso di palla la formazione catalana, il pallone che esce dopo un attimo di incertezza da parte del giocatore in maglia numero 11 Alessio Lozzi, mediano di apertura nel Cus Torino. E allora l'Amatori Alghero, che ha la possibilità di avanzare la propria linea dentro i 22 metri avversari. Rimessa a favore del Cus Torino, sempre eseguito senza particolari problemi in questo inizio di partita, così anche in questa circostanza, anche se il signor Bottino ha qualcosa da dire ai protagonisti in campo. Dunque la rimessa sarà da ripetere, siamo nel corso dell'11° minuto di gioco, nel corso del primo tempo. 3-0 in favore del Custorino per effetto del calcio di punizione trasformato da George Reeves al secondo minuto. Guadagna campo ora, formazione ospite, qui riesce a trovare un buono spunto. Attenzione qui la manovra torinese che si sviluppa ora con il numero 10 Bombonati, poi c'è spazio a largo per il 13 Gregori Sacco, che qui lascia sfuggire il pallone. Ora l'Amatori Alghero recupera palla per cercare di liberare. E buona l'azione dei catalani per venire fuori da quella zona delicata del campo.
calcio libero già eseguito. Ora Alghero ancora cerca di guadagnare campo. Altra interruzione del gioco. Con il direttore di gara che è a colloquio con il capitano del Custorino Sergiu Florentin Ursache, terza linea a sinistra. Il gioco che riprenderà allora con un calcio di punizione in favore dell'Amatori Alghero, a ridosso della linea dei 10 metri. E si va qui per i pali con il numero 9, mediano di mischia, allenatore e giocatore Marco Aversa. Sistema con cura l'ovale. E ora andrà a cercare la trasformazione per rimettere le cose in parità. Cortissimo il pallone di Aversa che danza attorno ai pali, rimbalza anche sul palo per un istante, si rimane lì all'interno dei 5 metri con il Cus che ora ovviamente va con il calcione lungo, recupera il pallone l'estremo Bombaggi. Ora Aversa per Paco, la sua straripante forza fisica, cerca di guadagnare campo. Ora largo Madeddu. La rimessa qui. Viene assegnata al Custorino, c'è un po' di animosità ora sia sul campo che sulle tribune per l'assegnazione. Questa rimessa mi sembra francamente corretta, la segnalazione che è avvenuta da parte del signor Marco Perrone, dirigente accompagnatore del Custorino. Quest'oggi si occupa anche dell'incombenza, fare da guardalinee. Continuano le proteste da parte del pubblico, mentre è tutto pronto per l'esecuzione della rimessa con Nevio Racca sull'ovale, portato giù il pallone ancora con grande sicurezza da parte del giocatore in maglia numero 4 Stefano Fatica. Ora va a cercare la touche ancora il Custorino, il pallone che esce. Ha accennato per un attimo all'esecuzione rapida. a 0 sempre il punteggio in favore del Custorino, con Aversa che in precedenza è andato per i pali senza riuscire però a trovare la trasformazione. Allora ancora senza punti l'Amatori Alghero all'interno di questa partita, qui cerca di avanzare, si forma il raggruppamento. Ora Aversa, qui va a cercare Paco, avanza il quarantenne in maglia numero 4 dell'Amatori Alghero. Qui ancora Bomborati
lascia rimbalzare il pallone, ottiene quel che cercava la squadra di casa, riesce a guadagnare campo. Già schierati i giocatori per la rimessa. Stavolta è stato Spinelli a portar giù la sfera. Si forma la cassaforte. E Torino che mantiene il possesso. Sono un po' di spintoni, un po' di ancora animi accesi. È arrivata una segnalazione arbitrale, l'arbitro era coperto e allora siamo riusciti in primo momento a vedere qual è stata la decisione, probabilmente comandata una mischia ordinata con introduzione da parte dell'Amatori Alghero. E così allora siamo all'interno dei 22 metri. Aversa pronto a introdurre il pallone. Aversa largo qui con il giocatore in maglia numero 13, si trattava di Serra. Una prova a sfondare il numero 6 Antonio Ceglia e calcio di punizione. Ora per l'Amatori Alghero. Vuole andare allora per la meta a questo punto e dunque sceglie di calciare in touche. Attorno praticamente ai 5 metri, alla linea dei 5 metri, difesa dal CUS Torino. Siamo nel corso del 21esimo minuto di gioco, nel corso del primo tempo qui allo stadio Maria Pia di Alghero, nel corso della 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby, girone 1. Il CUS Torino è in vantaggio per 3-0 sull'Amatori Alghero, che qui riesce a marcare la prima meta dell'incontro. Cerchiamo ora di riconoscere l'autore di questa meta da parte dei catalani. Comunque trovano la testa dell'incontro, 5-3. Ora con la possibilità di andare per i pali, ovviamente con la trasformazione. Appena si girerà in favore di camera andremo a riconoscere il numero di maglia del giocatore algherese che ha marcato la meta. Dovrebbe trattarsi del numero 6 Antonio Ceglia. Cercheremo conferma il prima possibile. Ceglia marcare la meta e vediamo se arriva la trasformazione. È così, lo vale in mezzo ai pali. Allora arriva anche la trasformazione per l'Amatori Alghero, che dunque ora è in vantaggio con il punteggio di 7-3 sul CUS Torino. La meta di Ceglia trasformata poi da Marco Aversa per il 7-3.
Non so che ti piace la cioccolata. C'è questo. No, un cazzo. Occhio qua, Gogli, occhio qui! Qui comandata una punizione. Ah, io sei entrato. Fagli vedere come si gioca. Scrivi Italia. Con il Costorino, ovviamente va per la rimessa, tanto in precedenza evidentemente la vista ci aveva tradito, non era arrivata la trasformazione da parte di Aversa, il punteggio che rimane di 5-3, 2 punti di vantaggio allora per l'Amatori Alghero. Così recita il tabellone qui dello stadio Maria Pia. Da parte l'ondata torinese, c'è il gran placcaggio però in questa circostanza con il calcio di punizione. Ora assegnato al Costorino al 25esimo della prima frazione. E qui ovviamente Reeves va per la rimessa con il Costorino, vuole andare che lì a marcare la sua prima meta dell'incontro. Formazione piuttosto giovane quella torinese, allora uno dei temi della partita è l'esperienza, la formazione di casa fatta di giocatori navigati come Aversa, non solo, come Paco, d'altra parte invece tanti giocatori classe 98, classe 1997. Qui Torino che è ancora in possesso del pallone. Ora Reeves, placcaggio efficace, si forma il raggruppamento. Ora il giocatore in maglia numero 8, il capitano Ursake, cerca di avanzare. Intervento arbitrale intanto. A fermare il gioco, il punteggio lo ricordiamo è di 5-3 in favore dell'Amatori Alghero. Meta algherese realizzata da Antonio Ceglia, aveva aperto le danze invece. Calcio di punizione trasformato da George Reeves per il Costorino. Qui andrà ancora per i pali George Reeves. Il pubblico dello stadio Maria Pia di Alghero cerca di disturbare in qualche modo l'esecuzione di Reeves, cerca la concentrazione.
non trova però i pali e allora si rimane sul 5-3. Non lo avevamo sottolineato in precedenza, ma sul campo erboso dello stadio Maria Pia spira un vento piuttosto non fortissimo magari, ma piuttosto fastidioso per i giocatori in campo, vento che spira in direzione contraria rispetto a quella cui attacca il Custorino. 29esimo corso del primo tempo, 5-3 sempre in favore dell'Amatori Alghero. Meta di Ceglia che ha risposto agli iniziali 3 punti fatti registrare dal Custorino con il calcio di punizione realizzato da George Reeves. Rimessa algherese, buttata, allora c'è spazio per l'avanzamento da parte di Ursache, placcato a ridosso della linea centrale del campo, c'è il possesso ancora per il Custorino che però rischia e alla fine perde il pallone. Allora la formazione in casa sostenuta dal folto pubblico, qui va per la touche con l'esperto Aversa, il pallone che esce nonostante l'impegno del giocatore in maglia numero 11, il mediano di apertura del Custorino Alessio Lozzi. E allora ci sarà rimessa in favore dell'Amatori Alghero, perché l'ultimo a toccare ovviamente è stato lo stesso Lozzi. Qui ci sono delle proteste da parte di Capitan Ursache per il Custorino. Rimessa in favore dell'Amatori Alghero che può portarsi dunque pericolosamente ancora a ridosso dei 5 metri avversari. Qui lo fa con il numero 8 Rodrigo Ruiz, forma un raggruppamento e poi la palla ancora per Paco, rimane lì a ridosso della linea dei 5 metri l'Amatori Alghero che cerca il varco giusto per trovare la seconda meta di questa partita. Resiste per ora la linea difensiva del Custorino, una serie di buoni placcaggi. Gli si va dalle parti di ancora Rodrigo Ruiz, fermato. Allora è Daga a cercare spazio. Ora Del Rio. Qui si era creato un varco, è arrivato poi un placcaggio tempestivo e salvifico per il Custorino che ha scongiurato una meta che sembrava ormai praticamente fatta. Attenzione però ancora all'Amatori Alghero all'interno dei 5 metri, c'è Paco che allarga poi ancora per giocatore in maglia numero 6 Antonio Ceglia, fermato oltre la linea laterale. Vediamo qual è la decisione. Da parte del direttore di gara. Rimessa in favore del Custorino.
mezz'ora nel corso del primo tempo. Quel pallone che non è buono nonostante il tentativo da parte di Aversa in questa circostanza. Ancora pressione per l'Amatori Alghero con questa mischia ordinata all'interno, meglio sulla linea dei 5 metri. Da ripetere a mischia. Ora Giacci ci prova per Alghero. Samuele, poi Bombagi, qui rischia di perdere il pallone, c'è comunque Madeddu. Aversa per Serra, ancora Aversa, qui l'intercetto buono da parte del Custorino che ora cerca di mantenere il possesso del pallone e avanza. Campagna, ancora Campagna per il numero 5 Fatica, poi il pallone per il numero 11 Lozzi che ha tantissimo spazio. Lozzi va via, Lozzi che va a realizzare la prima meta dell'incontro per il CUS Torino. Straordinaria l'azione da parte di Alessio Lozzi che ha seminato tutti ed è andato a marcare, come detto, la prima meta dell'incontro in favore del CUS Torino. Era George Reeves, cercherà di andare per la trasformazione. Buona reazione, buona risposta da parte del CUS che per alcuni frangenti in precedenza aveva un po' sofferto la pressione continua e orgogliosa da parte dell'Amatori Alghero. Questa fase ormai conclusiva del primo tempo allo stadio Maria Pia di Alghero per la 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby. Reeves palla sul palo, sfortunato qui Reeves.
Il Custorino che comunque ritrova a questo punto la testa dell'incontro. Con il punteggio ovviamente di 8-3 con questi 5 punti trovati dalla meta di Alessio Lozzi, con un'azione però molto ben congeniata da parte del Custorino, nata da un intercetto importante e poi sviluppatasi bene con un allargamento progressivo sulla sinistra. Lozzi poi ha seminato almeno 2 avversari e ha trovato facilmente la prima meta dell'incontro per il Custorino. 8-5 in favore della formazione ospite, mentre ci sono dei problemi qui per il numero 3 Roberto Modonutto, pilone sinistro del Custorino, che ha bisogno delle cure mediche. Arriva il ghiaccio spray sulla sua spalla destra. Nulla di grave, può tranquillamente rimanere sul terreno di gioco Modonutto. Si riparte dalla mischia ordinata sulla linea di centrocampo. È la formazione di casa che riesce a ottenere anche un calcio di punizione, come avete visto. Ricordiamo che questa partita vi è offerta da directasport.it con la collaborazione oltre del Custorino anche dei suoi sponsor. Weekend piuttosto intenso sui nostri schermi, impegno trasversale in tutto il mondo dello sport, dal basket al calcio, però tante le discipline sportive, anche il combat, uno speciale realizzato ieri a Sydney che vi andremo a proporre nel corso dei prossimi giorni sui nostri schermi, quelli di www.directasport.it. Quest'oggi, dopo oltre un anno di assenza, torna il rugby. Torniamo ad Alghero, torniamo allo stadio Maria Pia, questa volta per raccontarvi il match tra la capolista del campionato di Serie B, il Custorino, contro l'Amatori Alghero. La formazione ospite che è avanti, lo ricordiamo, nel punteggio 8-5. Il sorpasso è arrivato con la meta realizzata da Lozzi in precedenza, con Reeves che poi non è riuscito successivamente nella trasformazione. Qui c'è Bombaggi per l'Amatori Alghero, la punizione concessa ora al Custorino. Mentre rimane a terra Bombaggi per l'Amatori Alghero, allora ci sarà bisogno dell'intervento medico. Ricordiamo che Torino ha 6 lunghezze di vantaggio su Biella e sull'altra squadra di Torino, formazione rivale del CUS. Dunque hanno 53 punti in classifica. Il terzetto di testa che ha sostanzialmente a questo punto della stagione staccato un po' tutte le altre formazioni, con Monferrato a 46 e proprio l'Amatori Alghero con 45 punti che a questo punto inseguono. Intanto continua a rimanere a terra Bombaggi, ora soccorso anche da parte di 2 compagni di squadra.
Non ce la fa Bombaggi, che a questo punto deve abbandonare il campo. In precedenza è stato assegnato il primo tempo di gioco allo stadio Maria Pia di Alghero. Ripieghiamo il punteggio 8-5 in favore del Cus Torino dopo i primi 40 minuti di gioco. Ora noi ci andiamo a prendere una piccola pausa, poi rimanete su directasport.it perché torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Siete tornati in collegamento diretto con lo stadio Maria Pia di Alghero. Inizia il secondo tempo tra Amatori Alghero e Cus Torino, 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby. Vantaggio Cus Torino dopo i primi 40 minuti di gioco con il punteggio di 8-5. A decidere fino a questo momento è la meta realizzata da Alessio Lozzi, mediano di apertura del Cus Torino, che ha marcato la meta del sorpasso dopo che la meta algherese invece aveva portato la firma di Antonio Ceglia. In precedenza c'era stato anche il calcio di punizione trasformato da George Reeves, tre quarti torinese. Qui Aversa per l'avanzamento da parte di Samuele. Ancora Aversa, si inserisce qui Ceglia, riesce a scavalcare la linea di 22 metri. Ora Giacci, fermato qui Aversa, il raggruppamento, il vantaggio ora per formazione algherese. Qui la sfera per Ruiz, fermato ora Madeddu, anzi si trattava di Peana in quella zona del campo. Dall'altra parte Paco riesce a guadagnare spazio, poi qui il giocatore in maglia numero 13 Serra, pallone però poi fuori dal controllo del giocatore algherese. C'era il vantaggio e allora Alghero non ha visto concretizzarsi il vantaggio, potrà usufruire della punizione. Però se andrà per i pali la squadra algherese, non andrà per i pali, ma per la touche sui 5 metri. Allora Marco Spirito come sempre sull'ovale per l'Amatori Alghero, ha portato giù il pallone e ora va per la meta la formazione di casa per cercare di trovare nuovamente la testa dell'incontro. Aversa, si rimane lì, attenzione alla meta che arriva ora per l'Amatori Alghero, che è riuscita finalmente a trovare il varco. L'ha fatto con il giocatore in maglia numero 8 Rodrigo Ruiz, terza linea sinistra, e allora contro sorpasso Alghero ora sul 10-8. Rodrigo Ruiz a marcare la seconda meta algherese di questa partita. Come di consueto Aversa ora sistema il pallone per la trasformazione.
va Aversa, il pallone che centra i pali, allora ci sono anche i 2 punti aggiuntivi per l'Amatori Alghero con la trasformazione a Opera, il giocatore allenatore Aversa. (12-8) e si riprende a giocare qui, calcio in avanti che è Preda, giocatore del Custorino, in particolare del numero 8 Capitan Ursache, e poi calcio di punizione per l'Amatori Alghero. Tra gli applausi del pubblico di casa riesce a guadagnare ancora questo fischio arbitrale e ancora immaginiamo si andrà per la touche. Con l'ovale tra le mani di Aversa ora, mentre c'è un giocatore dell'Amatori che è rimasto a terra e infatti il gioco non riprende e ci sarà anche l'intervento medico ovviamente, ma pallone calciato in touche dopo la punizione. È la stessa formazione algherese che potrà usufruire della rimessa, mentre c'è il ghiaccio spray sul ginocchio sinistro. Il giocatore algherese in maglia numero 10, Gonzalo Samuele, mediano di apertura. Qui arriva il recupero di palla del Custorino dopo questa rimessa malamente giocata dall'Amatori Alghero. Va ovviamente per il calcio il giocatore piemontese, riesce a guadagnare qualche metro, a ricacciare l'avanzata algherese. Ora pronta la rimessa, ancora come sempre con Marco Spirito. Con la prima La palla per Paco, poi Ceglia, ancora Paco, va per lo sfondamento, ancora Paco, ormai il raggruppamento. Allora, il giocatore in maglia numero 5 Lupi, Aversa riesce a beffare il giocatore del Custorino e allora arriva ancora una meta per la formazione di casa, stavolta a opera del numero 7 Marco Giacci. Terza meta dell'incontro per l'Amatori Alghero, 17-8. Male questo inizio di secondo tempo il Custorino, dopo aver iniziato a sprombattuto la prima parte del match è riuscito a mantenere lo stesso ritmo. Ha concluso, lo ricordiamo, in vantaggio la prima frazione il Cus per 8-5 e ora si trova a inseguire sul 17-8 con possibilità di trasformazione. Ora ovviamente come sempre per Aversa, trasformazione semplicissima, frontale rispetto ai pali, e allora 19-8, 11 punti di vantaggio ora da amministrare per l'Amatori Alghero contro la capolista del campionato, il Cus Torino.
Oh, però di lunghezza è giusto. Si riparte. Riesce a ottenere il possesso anche se c'è lì in avanti, evidentissimo in questa circostanza. Allora mischia ordinata in favore del Custorino. Abbiamo trovato. Con il numero 9 mediano di Mischia, Andrea Vincenzo Campagna, pronto all'introduzione del pallone. E arriva il calcio di punizione. Vedete la segnalazione del direttore di gara. Calcio di punizione in favore dell'Amatori Alghero. All'8° del secondo tempo, sulla situazione di punteggio di 19-8 in favore dell'Amatori Alghero. In vantaggio in virtù di un grande inizio, soprattutto di secondo tempo qui allo stadio Maria Pia. Difficilissimo far punti su questo campo, lo avevamo detto in sede di presentazione con il dirigente accompagnatore del Custorino Marco Perrone. E questo aspetto si sta rivelando in tutta la sua evidenza, soprattutto in questo secondo tempo. Dopo, lo ripetiamo, un buon primo tempo da parte del Custorino, che aveva concluso in vantaggio di 3 lunghezze sull'8-5. Ora Aversa, che ovviamente va per la touche, pallone che esce. Con Lozzi, che aveva cercato di intercettare il pallone. Lozzi, che è stato finora l'autore dell'unica meta realizzata dal Custorino all'interno dell'incontro. Buona qui l'esecuzione della rimessa per l'Amatori Alghero con Rodrigo Ruiz. Possesso però perso dai catalani, anche se c'è il calcio di punizione ora. Vediamo se i catalani ora optano per una soluzione più conservativa. Si va sempre per la touche sui 5 metri. Vuole sfruttare l'onda positiva la squadra catalana. Segno in precedenza con la meta marcata da Marco Ghiacci, il terza linea centro. Dell'Amatori Alghero, che se si concludesse così l'incontro andrebbe a portare a casa uno scalpo importantissimo. Custorino continua a soffrire, non c'è stata finora una reazione, anche se arriva palla rubata su questa rimessa. Arriva la mischia comandata ora dal direttore di gara, ancora in favore dell'Amatori Alghero, che dunque rimane lì, tiene in costante pressione la formazione avversaria. Ha davvero alzato i ritmi
in maniera insostenibile in questo inizio di secondo tempo l'Amatori Alghero, ora avanti con merito sul 19-8. Va ripetuta intanto la mischia ordinata. Avete sentito il fischio del signor Manuel Bottino di Roma. L'ho detto per scherzare, scarica. Sì, scarica. Stanno usando stasera la conferenza di scambio. Sì, no. Ragazzi, il cappello che c'è io. No, non ho capito ciò, non Ancora ripetuta la mischia con introduzione algherese. Aversa a posizionare l'ovale e cerca ancora di andare a marcare una meta l'Amatori Alghero. Ora con Aversa per Samuele, poco prima dei 5 metri. Ora avanza Ceglia, autore della prima meta algherese. Pallone per Ruiz. Ora avanza Tony Daga, il tallonatore algherese. Riesce a mantenere il possesso, poi a servire ancora Rodrigo Ruiz. Ancora meta per l'Amatori Alghero tra gli applausi del proprio pubblico festante. Altri 5 punti, 24-8 è il punteggio al Maria Pia di Alghero. Dominio per la formazione di casa in questo inizio di secondo tempo. Il Custorino praticamente non si è più visto. Sentite gli applausi scroscianti da parte del pubblico mentre Marco Aversa va a sistemare il pallone, per sistemare l'ovale per la trasformazione. Mancata qui la trasformazione in maniera piuttosto netta da parte di Marco Aversa. E allora 24-8. Alghero che ha preso il largo. Vediamo se il Custorino riesce a produrre finalmente una reazione convincente. Non c'è tanto tempo da perdere, anche perché siamo ormai al quarto d'ora del secondo tempo. E ancora l'avanzata algherese sui 10 metri e poi il calcio da parte di Aversa. La ricezione qui buona per Ursache che avanza, cerca di guadagnare campo, pensa per un attimo all'azione al piede. Bombonati, palla persa però dal Custorino. C'era il vantaggio, allora calcio di punizione sulla linea centrale del campo. Ma quanto manca? Hanno fatto manca. Va a cercare la touche.
Potrà dunque avere a disposizione la rimessa all'interno dei 22 metri, il Custorino che ha bisogno di ritrovare soprattutto fiducia a questo punto dell'incontro. Pallone portato giù ora da Ursake. Attenzione qui all'iniziativa del numero 19, si tratta di Alparone, e poi va via fino alla meta il numero 14 Alberto Dezzani, e arriva allora finalmente la reazione del Custorino per la soddisfazione del coach Lucas Rodolfo D'Angelo. In panchina può tirare un piccolo sospiro di sollievo, i suoi sono ancora sul pezzo. Meta da parte di Alberto Dezzani dalla sinistra piemontese. Allora la più facile delle trasformazioni per Reeves, che non può mancare i pali da quella posizione. Il gioco che viene aggiornato. 24 a 15. Nove punti da recuperare per il Custorino, manca ancora tanto al termine dell'incontro. Meta di Dezzani allora trasformata poi da Reeves, qui Bombonati, poi prova ad avanzare con il numero 13 Gregori Sacco. Ursake, il placcaggio poi il giocatore in maglia numero 12 Reeves, l'intercetto da parte di Paco che lascia poi la meta al compagno, e c'è subito la risposta dell'Amatori Alghero che spegne sul nascere. A questo punto le velleità di rimonta da parte del Custorino, grande intercetto da parte di Paco. Con la meta allora marcata da Serra per l'Amatori Alghero. 29 a 15. Si fa dura ora per il Custorino, rischia di lasciare le penne sul campo, difficile campo dell'Amatori Alghero, su questo terreno da sempre il meglio. Tanto ci correggiamo rispetto a quanto detto in precedenza, la meta è stata realizzata, l'ultima da parte dell'Amatori Alghero, parte del numero 11, si trattava di Fabio Peana alla destra. E ora Aversa va per la trasformazione. Non trova i pali Aversa. Arriva una sostituzione nelle fila del Custorino, uscito con il numero 1 Lorenzo Novello, pilone destro. Al suo posto è entrato in campo il numero 16, prima linea Antonio Piras. Ripetiamo, punteggio di 29 a 15 in favore dell'Amatori Alghero. Va al piede, cercare la touche. E poi l'avanzata di Ursake. Riesce a guadagnare tanto campo
Ora il numero 15 Amadasi, raggruppamento, Campagna, il pallone non riesce a trattenere il giocatore in maglia numero 11 Lozzi. Allora si riprenderà con una rimessa in favore dell'Amatori Alghero al 22esimo del secondo tempo. Mentre c'è un giocatore dell'Amatori Alghero che è rimasto a terra. Saranno i soccorsi per lui. Mentre esce Daga nelle fila dell'Amatori Alghero. Dovrebbe essere entrato Bonetti al suo posto, ovviamente andremo a verificare il prima possibile. No, lì ve ne entrato. La La mischia e poi calcio di punizione assegnato al Costorino. Con la conseguente poi rimessa all'interno dei 22 metri per i torinesi che cercano di tornare a contatto. Pallone portato giù dal numero 5 Perrone, ancora Perrone, cerca un varco, ora si va da Bombonati e poi ancora Lozzi, va Lozzi dentro i 5 metri, fermato. Campagna, ora Ursache prova a sfondare. Campagna, pallone ora per il numero 19 Alparone. È comandata la mischia qui, mischia ordinata in favore dell'Amatori Alghero. Diretta quest'oggi dal campo Maria Pia di Alghero per quel che riguarda il rugby. Siamo in diretta anche su un altro fronte, diretta Facebook, in particolare per quel che riguarda il calcio di eccellenza regionale, la sfida tra Atletico Uri e Castiadas, del commento di Mauro Garau e Mauro Farris.
con le riprese invece di Alberto Tosini. Dunque doppia diretta quest'oggi in serata, come sempre su directasport.it. Ancora il calcio sarà protagonista con tutti gli highlights delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D. Tanto, come detto, comandata una mischia ordinata in favore dell'Amatori Alghero. Vedremo come andrà a giocare, quale sarà la soluzione scelta. La compagine catalana che ora cerca di amministrare il margine di vantaggio acquisito, vuol buttare via niente. Squadra di Aversa che ora ottiene il calcio di punizione. Sugli sviluppi di questa mischia, 29-15 il punteggio. Questa frattura nel punteggio che si è creata in apertura di secondo tempo, dopo che il primo era terminato sull'8-5 in favore della capolista Cus Torino, finora protagonista, come detto in presentazione, un cammino importantissimo fatto di 12 vittorie sulle 3 sconfitte in 15 partite giocate. Dall'altra parte Alghero che invece vuole dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno sul campo di Sondrio con il punteggio di 33-23. Rimessa è ancora algherese. Ora però viene comandata la mischia ordinata per il Cus Torino. Punizione. Il Cus Torino tra le proteste del pubblico di casa. Ormai quasi al 30° del secondo tempo. Va per la touche il Cus che deve ancora andare a marcare una meta. Aveva riacceso le speranze in precedenza Dezzani. L'illusione è durata però poco perché praticamente 2 minuti più tardi è arrivata a meta dall'altra parte, marcata da Fabio Peana per l'Amatori Alghero. Ha portato il punteggio sul 29-15 che è anche appunto la situazione attuale sul tabellone dello stadio Maria Pia di Alghero. E avanza il Cus Torino. Grande sforzo fisico questa azione, siamo ormai a ridosso dei 5 metri. Avanza ancora. Calcio di punizione. È sembrata questa la segnalazione arbitrale, così. Allora si va per i pali. Con Bombonati che va a sistemare l'ovale. Anzi, non si va per i pali. Bombonati saggiamente vuole andare in touche e poi da lì cercare la meta. Vediamo se ci riesce il Cus Torino. Vuole riaccendere le speranze
portare a casa la 13ª vittoria in campionato. Dall'altra parte per quest'oggi però, come detto, c'è a fare i conti con la gran prestazione dell'Amatori Alghero. Palla spedita in touche ora dalla formazione di casa. Ora c'è campo per il Cus, cerca di avanzare con Reeves, Bombonati, Lozzi, riesce a seminare anche Peana e poi ci prova Amadasi. Ora c'è Alparone dentro i 22, ora Reeves per il nuovo entrato in maglia numero 16, Piras che poi cede al compagno. Siamo ormai a ridosso della linea di meta, manca l'ultimo sforzo per il Custorino. Qui vediamo se riesce a marcare, ancora no, formato un raggruppamento praticamente a pochi centimetri dalla linea di meta che ora arriva e a marcarla dovrebbe essere stato il capitano Sergiu Florentin Ursache. Riaccende dunque entusiasmo del Custorino in questo finale di partita. 33esimo nel secondo tempo, arriva anche la trasformazione da parte di Reeves. Allora 29-22 e questa la situazione, 7 punti di differenza tra Amatori Alghero e Custorino. Finale tutto da vivere e tutto da decidere questa 16ª giornata del campionato di Serie B, girone 1 di rugby. La ricezione di Reeves porta giù il pallone, campagna Bombonati, poi avanza qui Custorino, efficace il placcaggio algherese. 29-22, lo ripetiamo, Bombonati, qui l'intercetto dell'Amatori Alghero. In qualche modo, qualvolta il Custorino riesce a prendere un po' di fiducia, produce delle giocate difensive di buon livello per smorzare il tentativo di rimonta avversario. Ora Paco per Peana, pallone che è uscito, la segnalazione da parte del giudice di linea del Custorino, contestata. Rimessa in gioco ovviamente torinese. Bombonati, Reeves, un po' rischiosa questa palla, non benissimo. Ora per Lozzi
che viene fermato. Campagna, Bombonati cerca un varco, lo trova, e ancora l'intercetto, stavolta a opera di Ruiz. Si accendono gli animi, attenzione. Partita in bilico dopo che Amatoriale sembrava aver preso un abbrivio ormai decisivo. Qui comandata la punizione in favore del Custorino. C'è un giocatore dell'Amatoriale Alghero che lamenta qualche problema fisico. E allora in un momento di difficoltà si alza il tifo del pubblico di casa che vuole sostenere Amatoriale Alghero verso questa sarebbe una vittoria prestigiosissima. Dall'altra parte la capolista con orgoglio in questo finale sta tornando fuori, sta mostrando le unghie e ora va in touche il Cus Torino. Reeves porta giù il pallone, Campagna, anzi si trattava in precedenza del numero 7 Spinelli. In un secondo momento è arrivato l'ovale sulle mani di Reeves, però usufruisce del calcio libero, va Reeves, interrompe il gioco però il direttore di gara, signor Manuel Bottino di Roma. Calcio di punizione in touche, allora produce gran pressione ora il Custorino. Palla portata giù da Ursache. Avanza il Custorino verso la linea di meta. Siamo ormai dentro i 5 metri. Esulta Campagna, è arrivata la meta. È arrivata la meta torinese. 29-27 la meta. Cerchiamo di rintracciare l'autore, dovrebbe essere il giocatore maglia numero 6 Polla, l'autore della meta. Cercheremo conferme il prima possibile. E ora Reeves va per la trasformazione, che potrebbe voler dire anche parità. Ormai quando manca pochissimo al termine dell'incontro, Reeves in mezzo alla selva di fischi del pubblico algherese, non trova i pali ed esulta qui il pubblico dello stadio Maria Pia di Alghero, che tira un enorme sospiro di sollievo. (29-27)
Questo è il punteggio, +2 Amatori Alghero che conserva la testa dell'incontro. Reeves ha avuto sul piede la possibilità di impattare a quota 29, non è riuscito però a trasformare dopo la meta di Polla. Molto male questo pallone, Reeves deve liberare al piede, pallone che termina fuori. La rimessa è algherese. Rimessa che andrà eseguita nel punto esatto in cui è arrivato il calcio da parte di Reeves. Attenzione a Campagna che intercetta il pallone sulla rimessa male eseguita da parte di Alghero. Ora Spinelli che avanza, ma le battute conclusive dell'incontro. Custorino che bisogna di avanzare, la caccia del sorpasso, qui Lozzi si porta il pallone oltre la linea laterale e si infuria. Il giocatore numero 11 del Custorino. Rimessa algherese qui con Peana, possesso dell'ovale, rimane a terra. Ora un giocatore dell'Amatori Alghero si attende ormai solamente il fischio finale con il Custorino che ormai sta cercando di giocare il tutto per tutto, non riesce però a portare l'ovale in zona pericolosa e ovviamente si usano tutti i mezzi possibili per cercare di condurre in porto il risultato, di guadagnare tempo. Ci sono dei crampi ora per il giocatore dell'Amatori Alghero che viene prontamente soccorso dai medici e anche il direttore di gara va a sincerarsi ora delle sue condizioni. Intanto rimanete su Directa Sport anche dopo il termine dell'incontro perché saremo sul terreno nello stadio Maria Pia a cercare le dichiarazioni dei protagonisti a caldo. Dunque rimanete su Directa Sport anche dopo la fine di questo appassionante match tra Amatori Alghero e Cus Torino, 16ª giornata del campionato di Serie B di rugby, nel punteggio che vede avanti Amatori Alghero per 29-27 sulla rimessa, ha portato giù il pallone e poi si forma il raggruppamento. Ora Ceglia prova a sfondare, Paco se non altro mantiene lontani i guai. Ora la formazione di casa, l'arbitro comanda calcio di punizione a favore del Custorino. Vediamo se c'è spazio. L'ultima occasione praticamente del Cus, la calciata in touche. Poco prima della linea di metà campo la rimessa torinese, palla che sarà presumibilmente per ed è così il giocatore in maglia numero 7 Spinelli che la porta giù, forma la cassaforte ora con Racca che mantiene il possesso. Torino che però deve accelerare i tempi. Ora
di giocare praticamente la disperata. Male questo passaggio da parte di Campagna. Bombonati, male ancora, qui riesce a raggiungere il pallone in qualche modo Lozzi, che poi lo perde. Calcio di punizione per il Cus Torino, che aveva ottenuto il vantaggio in precedenza. Pubblico di casa che reclama il fischio finale da parte del direttore di gara. C'è ancora spazio per giocare. Bombonati, attenzione all'avanzamento qui da parte del numero 14 Dezzani. Ora Amadasi, Campagna, attenzione qui al numero 12 Reeves, placcato proprio mentre aveva la strada aperta verso la linea di meta, incredibile. Attenzione ancora, che non è finita. Ursache all'interno dei 22, Bombonati, Dezzi, anzi Lozzi, e poi va in meta Lozzi, incredibile, al tempo praticamente scaduto. Lozzi manca la meta che regala il successo al Cus Torino, incredibile, qui allo stadio Maria Pia di Alghero. All'ultimo respiro il Cus Torino riesce a passare con la meta di Alessio Lozzi, che ha trovato il varco vincente. C'è grande rabbia, c'è grande frustrazione anche in maniera comprensibile ora tra i tifosi di casa. Addirittura dei dirigenti in campo ora infuriati, vengono portati via a forza. Scene non fanno parte del rugby queste sicuramente. Un dirigente portato via a forza. Il gioco, a detta dei giocatori e anche del pubblico ovviamente di casa, era abbondantemente scaduto. Trasformazione ora per Reeves, 32-29 Cus Torino, che per effetto della trasformazione di Reeves diventa 34-29, e allora finisce qui con il più incredibile dei finali. Il Cus Torino sbanca lo stadio Maria Pia di Alghero con il risultato finale di 34-29, decisiva la meta realizzata proprio all'ultimo respiro da parte di Alessio Lozzi, che ha trovato il varco vincente all'ultimo letteralmente assalto del Cus Torino, con il gioco che a detta del pubblico e dei giocatori di casa era ormai scaduto. Grandi proteste, grande nervosismo, finale acceso che non ha certo deluso tutti coloro i quali erano in collegamento sui nostri schermi, quelli di directasport.it. Allora, come preannunciato in precedenza, ora noi ci prendiamo una piccola pausa utile a raggiungere il terreno di gioco, dopodiché vi andremo a offrire le dichiarazioni a caldo da parte dei protagonisti. Dunque rimanete su Directa Sport. Torniamo in diretta, sono in compagnia di Alessio Lozzi. Allora, raccontami l'emozione di realizzare la meta decisiva. L'emozione di realizzare la meta decisiva è stata fortissima, infatti tutta la squadra mi ha sostenuto verso a fine partita. Niente, un'emozione indescrivibile. Sembrava finita a un certo punto, sembravate anche non avere più le energie. Perché quell'inizio bruttissimo di secondo tempo? Questo inizio bruttissimo non so, può essere dato che siamo in trasferta, fa caldo,
l'emozione comunque di giocare contro una squadra di questo livello è molto alta e ce l'abbiamo fatta alla fine. E voglio ringraziare tutta la squadra. Il cuore ha fatto la differenza probabilmente. Grazie a tutti. Grazie mille allora ad Alessio Lozzi, rimanete su Directa Sport, adesso andremo a cercare ovviamente ancora qualche altro ospite. Allora torniamo in diretta, abbiamo anche un ospite della formazione di casa, Raffaele Madeddu, giovanissimo quest'oggi esordiente, un'emozione importante per te, c'è stato un finale concitato, tanto nervosismo, tante recriminazioni, come l'avete letta? Ma niente, abbiamo giocato abbastanza bene, il nostro potenziale era quello di provare a vincere, ci stavano uscendo fino alla fine, invece è stata una sfortuna, anche una nostra mancanza di attenzione e sono fatto meta. Mancato un pizzico di lucidità nel gestire quel finale, avete dimostrato comunque di essere all'altezza della capolista. Sì, in casa non parliamo da 2 anni, quindi abbiamo provato a mantenere questo record e non ci siamo riusciti, e ci rimane la mano in gola, adesso andremo a giocare a Lecco, cercheremo di vincere, ecco, quello che non siamo riusciti a fare oggi. Immagino si riparta soprattutto da quell'inizio di secondo tempo stellare da parte vostra. Sì, abbiamo giocato bene, siamo entrati con molta mentalità e quindi ripartiamo da lì, e cercheremo di fare sempre meglio, a parte gli ultimi 15 minuti di questa partita, ecco. Grazie mille allora anche a Raffaele Madeddu, esordiente quest'oggi, allora anche complimenti per la sua prestazione personale. Non mi rimane altro che chiudere allora questa diretta, anche perché guardando in direzione del centrocampo è in corso una riunione da parte dei giocatori del Custorino, allora a questo punto non ci sembra il caso di andarli a disturbare. Vi ricordo che il Custorino ha sbancato qui il campo, il difficilissimo campo dello stadio Maria Pia di Alghero, decisiva una meta realizzata nel finale da Alessio Lozzi, che avete sentito anche in precedenza ai nostri microfoni, un risultato importante che permette al Custorino ovviamente di mantenere la testa della classifica. È tutto per questa diretta, io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.